Orsa minore. Registrazione di una prova della commedia in un atto Ovico. Versi, prosa e musica di Raffaele Viviani. Regia di Achille Millo. Nell'altra stanza stanno provando il preludio all'atto unico, il vicolo di Raffaele Viviani. Infatti dice versi, prosa e musica di Raffaele Viviani. Raffaele Viviani, oltre che i versi e la prosa, scriveva anche la musica delle sue commedie. Di là il maestro De Simone sta provando appunto questo preludio che viene subito dopo, si vede che a tela chiusa si faceva questo preludio perché subito c'è scritto preludio e poi tela. Dunque, questa commedia è stata scritta nel 1917 ed è la prima commedia che ha scritto Raffaele Viviani e risente molto delle sue esperienze del varietà, anzi del varieté, come si dice. Viviani veniva proprio da questa grandissima scuola, che veramente forse è veramente la scuola più importante per la formazione di un attore, il varietà. E veniva da questo mondo e allora ha raccolto molti monologhi, come quello dello Spazzino, quello del giornalaio che piaceva tanto a Scarfoglio per esempio, e li ha messi insieme, legandolo con delle musiche, è venuto fuori questo atto unico. Una cosa particolare veramente, volevo dire questo, che come voi state ascoltando, le musiche noi già abbiamo sentito, ogni personaggio quando entra ha il suo tema che è poi la sua entrata, diciamo. Il tema è l'ingresso del personaggio. Il tema musicale, il tema di Prezzo Terra, il tema di Donna Annunziata, il tema... Ecco, questo è un altro tema. Dunque, ma è anche l'ultima commedia che ha recitato. È l'ultima commedia, bravo, Troisi, l'ultima commedia che Viviani ha recitato. Quindi nel 50, prima di morire, è stata l'ultima cosa. Quindi la prima che ha scritto è l'ultima che ha recitato. Vorrei passare però subito alla distribuzione di queste cose. Sì. Così facciamo. Dunque, andiamo avanti con la distribuzione. Donna Annunziata, a Cagnacavallo. Rosaria Maggio. Rosaria Maggio, signor Cagnacavallo. E significa quella che dava i soldi con l'interesse. I soldi a prestito con l'interesse, siamo una strozzina. Molto bella però, lei era molto bella questa Donna Annunziata. Poi sono i suoi mosconi, guappi che gli girano intorno, Guap Innamorato. Ceppino Anatrelli, Guap Innamorato. Ferdinando Canepresa. Vino Mattera e Don Gennarino. Rino Gioielli. Però Anatrelli mi diceva l'altro giorno che lui avrebbe gradito fare tutte e tre le parti. Voi cosa ne dite? Non l'avrei scelto. No, c'è un fatto che Viviani faceva molti ruoli. Allora, di Napoli che invece è stato con Viviani cosa... 4 ruoli, faceva lo Spazzino, l'acquaiuolo, un Guap Innamorato e l'altro Guap Ucanipresa. Ecco, 4. Addirittura qui vedo in un pezzo critico, addirittura che Viviani faceva 6 ruoli. No, non li faceva 6 ruoli. E Rachele. Elisa Valentino. Sì. Il cameriere del piccolo caffè. Antonio Laraina. L'acquaiuolo. Piero Sammataro. Piero Sammataro è più giovane, no, forse il giornalaio è più giovane. Prezzatella Capera. Marina Pagano. Il signore Scaduto. Enzo Cannavale, il signore Scaduto, lo Spazzino. Lino Troisi, ecco. E il giornalaio. Scusa, se non ti dispiace, Mastro Raffaele sono io, Gennaro di Napoli. Ho saltato prima, ne avevo parlato prima. Sì. Allora, Napoli, 1917. Io credo che possiamo cominciare con leggere la didascalia iniziale. Allora, c'è un momento, mi sono dimenticato, una parte di un suggeritore, Gabriele Gabrani, che può cominciare adesso a leggere queste didascalie, anche a leggere le didascalie. La scena. Un vicolo di Borgo Loreto. A sinistra il basto di Donna Annunziata, a Cagnacavallo, e il portoncino di cui Mastro Raffaele o sulla Caniella. Mastro Raffaele o sulla Caniella è il portinaio. È il portinaio. A destra? Sulla Caniella è il ciabattino sarebbe, sì. A destra? A destra un piccolo caffè con un solo tavolino davanti. È una mattinata d'estate. Raffaele, piccolo di statura, pingue, le lenti sul naso, il grembiule di cuoio, la berretta di panno, è davanti al suo dischetto e batte la suola di una vecchia ciabatta. Molto bene, allora mi pare che si può anche cominciare. In casa, San Crispino. In casa, San Crispino. E combatta ca miseria la mattina. E che so la tosta? È più to stessa che la moglie, ma...
Pozza passare guai tu es. Entra il cameriere del caffè. Ah! Disse bene Giulio Cesare quando scoprì l'America. Chi tenera nara gamba felice e chi non tene niente. Non aveva paura di essere arrubato. Ecco, questo è il tema musicale per le entrate di Brezzatella a capera. Sarebbe la pettinatrice. Leggi la didascalia. Entra Brezzatella a capera, giovane, belloccia, con suo pettine fra i capelli. Vai, scara, me ne dazze caffè. Ah, l'hai fatta mattina. Si caro troliette. Proprio. Ne tu mi dai male a pensare. Oh, beh, e chi tu fa? Per tua norma e regola, non dice a mancamento son onesta. Non ci stanno fosa per rasta vesta. Va, non tiene più saluto, tu ya vengo a aiuto, nata rete che t'aiuta. I sicion che per sapere, lieve in mano quella a me. Parlamo fino a dimane, mangia mai pazzi a quel mano, casino te fai più sick, poi sta faccio con mio mic, quando viene per le ossa, vai tuo per in da fossa. Questi muscoli, ma sì. Passa là che non fai niente, uè, ma insomma è per sapere, lieve in mano quella a me. Se no ci dico innamorata mia. E chi è? L'acquaiuola. L'acquaiuola. Oh, ma ti ma beve. Stai frisca, là per me uno può bere una pisciacqua. Che bella acqua! Viene! Mastro Rafè, non decide che sto rindo caffè. Tema per l'ingresso dell'acquaiuolo. Brezzatella corre a nascondersi. Entra l'acquaiuolo, giovane popolano. Da un lato la mummera piena d'acqua sulfurea, dall'altro il cato, coi bicchieri, limoni e il bicarbonato. Che bella acqua! Dorme sta scellerata, quando era innamorata, steva baciata già. A limonata fresca, ma dorme ascia la cora, perché non c'è l'amore, che notte va scetà. Chi vuole bevere, m'rai velena amare, mi fai mangiare un limone, maltratta stu ciacione, sotto ti fa disprezzare. Che bella acqua fresca, perché sta capa sciacqua, haggia perduta a mummera, che bella acqua, ma provatela che è fresca! Dai, pezzo di imbecille. E mo' t'ho gemenato all'acqua, e nata volta carire te vengo un bicchiere. Ti tenga niente, e kill, atten, mo' te scasso magazzino, a raggia che tengo ma sconto bottica. Rimane viene impressa, che sto ingassetato. Saglia in coppa, gigniamo a mummera, facciamo la limonata. E si sentita essa, che amore spanta capo a me. Essa poco da ricere. Acqua io, l'acqua è fredda, manca neve. E accattami questo, pronto, e accattami quello, eccoci. E voglio questo, e voglio quello, e voglio quello, e voglio questo, ma spremuto con mano limone, ma spremuto. S'ha magnata 24 lire in manca 6 mesi. Che bella acqua! Ehi, stongo caro ora, st'acqua s'è fatta per ora, certo mo vullarà. A questa geleriente, brutta infame assassina, ecco ogni mattina mi vengan tussacà. Chi può bevere, moglie che me ne vaga. Cucù. Tu che sta? Sto E perché mo fai, mi nascanaglia. Che bella acqua fresca e non mi posso stracqua, da può fa con limone, che bella acqua. Che fai a quest'ora mezza via? A già fa una capana sposa. Guardate, con questo caro vivere la gente sposa. E noi quando sposammo? Quando fornisce o caro vivere. E allora non sposammo più. E non sposammo più. E non mi vorrà mancare anticipo. Le anticipo. Ramena già racco con limone che tengo sete me già. E che la perché sta fa amore con me? Per essere rinfrescata qua già d'acqua e limone. Grazie a te. Bello. Non ha cominciato di sciocchezza. Va bene all'acqua io. E tu avevo bene a brezzatella tua. Maronna. Che fai? Mi schizzo limone rinda all'occhio. E che la capa ma non sta a posto. Mi sono scordato pure passare a prova. O sai che mi sto preparando tutto corretto? Fa pressa che tengo una voglia di sposare. Io già tengo pronto 12 fazzoletti. Assa fatti, ci uscite una sei a posto. Vita mia.
Quanto sei geniale. Ciaciona. Viva, brazzate, viva. Che limonati esce a fuoco. Che bella! Se ne chiude? Credeva di farmi paura, eh? M'ha buttato all'acqua e m'ha minacciato con il bicchiere. Io aspettavo che mi manava avvocato. Guarda qua, m'ha rovinato tutto il calzaturificio. È la bellezza dei romani, è la domenica mattina. E bazza la porta la cucina, che stamattina non tenemmo che mangiare. Che fai? Ti dammi i soldi della spesa, che oggi voglio fare un bel pranzetto. A già per quando tu li vuoi zia mangiare? Te, che stai in mezzo a lì. Armeriano prima in un secondo piatto con un po' di pane e vino. Io resto me ne accatta sicaria. E beh, te li scaravenderei in faccia. Ma che bello rispetto. 2 soldi di carbone, 2 soldi di parmigiana, 1 soldo sale e pepe, 5 soldi di pastina e ce la facciamo scaldata col formaggio. Magnifico. Un po' di acqua calda mi fa scendere un latte. E per secondo piatto? Tengo 4 mezze sole, ci faccio in manzalata. Raffaele! Ma che bu? Dammi spara! Zitto, ho fatto una bellissima pensata. Ma mi vado a vendere il cappotto tuo. Non lo tenimmo sotto per matarazzo. La tua camicia da notte. E come già asciutto a me la faccia? Quei bei guanti di lana. E io tengo un per cazzettino. Oh, ma insomma, ma io qualche cosa mi devo da vendere. Dinnate tu! A me! Brutto schifoso delinquente! Statta zitta! Raffaele lancia la scarpa e colpisce alle spalle un signore, entrato in quel momento. Il signore, vestito con ricercatezza un po' antiquata, vecchiotto, con panama, bastoni ed occhiali d'oro, si tocca la spalla indolenzita. Mo t'ha giovanata la scarpa. Nata volta che parla te vengo un martello. Oh martello te vengo! Come incomincia male la giornata. Il signore comanda? Un caffè nero, molto zucchero ed uno schizzo d'anice. Il mattino, un po' l'orario delle ferrovie, una bottiglia d'acqua e nucerine. Ed altro? Niente più per il momento. Ah, dammi una pulitina a questo tavolo. Poi vedi che la sedia regge a stento e portami un'altra, che diavolo! A sedia. Signor, per gentilezza, comandatemi un'altra cosa. Non fu spiritoso. Portami pure calamai e penna, busta e fogliette e la carta asciugante. Signor, si vi servesse la chiavatella del gabinetto, sta appeso mura, cose pazze! Oh! Una carretta e roba a sto signore! Tema di Nunziata a Cagnacavalle. Entra dal suo basso Nunziata, nel suo vistoso abito di faglie di seta da popolana arricchita, e tutta ingioiellata. Buongiorno, Raffaele! Buongiorno. Caro Don Raffaele mio, l'affare è serio. Gesù con cataclisma rei sordo mana gente, persona riguardevole, bonta nei pavamenti. La siente ienne esigere, passate una 2 giorni, che 2 chianghi è inutile, che l'hanno perso a scuorno. Tiene delle rambiette, che buono cuzia, vanno copri concette, e se pute magna. Quando non viene all'uomo che va, si impone, sa fa pavà, che sta professione non si può esercitare. L'uomo c'è stesso è bello, buon rispetto e ruzza e acca, issa m'ha fatto effetto, ma si sape accunciare. Come di cammana, o stile ragiona, quanto è bella. Guardate, Raffaele, non è che è bella, perché non si può dire che è bella, ma è bella. È bello o non è bello? No, non è che è bella, ma piace, ecco. A me come ne porta? Signor, qui c'è il caffè con lo schizzo d'anice, 5 pietre di zucchero, il mattino, il cerino, e adesso viene il facchino a portarvi il resto della roba. Ti ho pregato, non fare lo spiritoso.
E fammi sapere che giorno è oggi, quanti ne abbiamo e che ora è. Signor, se ne stesse carendo qualche battuna. O cosa? Ma voi parite. Entra Totore, un giovane guapo innamorato di Nunziata. Va difilato al basso della donna. Entrata di Totore. Ah, è venuta a garstire guappa. La peste è l'uomo una malandrina. Don Salvatore vi sono servo. Comandate. Anicio! Brave. Un anicio! Venga regnuto con chi sua chiappella, me fatta davantato vile cora, non me rignamma, non so più patura, come sto Giorgio va a sanità, non so più io, mannaggia libertà. Scorseva non chia, tengono un brusco con le cingaricchia, so bevitore vino e si marracchia, ti scarragare i candidori nucchia, scorseva non chia, e va bene, e va bene. Va bene, e va bene. Ma tratta come fosse non mi paglia, promette sempre non mantiene mai, ma non capisce che così mi guaia, non sai che per rispetto alla merda, sta faccia così bella già sfriggia, sorse sciarappa, si arriva a piazzano mi si scippa, come ragazzi a mettere per coppa, non parme non gira chi spara trappa, sorse sciarappa. Amico, questi sono qua, la pigliata per una mappa nera. Sei stata buona di alterarmi la fisonomia. Io non mi riconosco più. Gesù, io tenevo bellissima scinca. Io quando camminavo per dentro le righe lasciavano tutte le femmine a forowascia. Giovino, fatemi vedere. Che siete bello. Giovino, fatevi ammirare. Che siete bello vero. Giovino, fatevi osservare. Che siete una magnificenza. Giovino. Casino vuoi? Femmina bella, sempre una rozzina, n'ha già tenuta appesa a sto cazzona, e mamma sto struviendo passione, te che non conosce carità, chissà sta bella tua cappusa, franne carata, manca parecchia di cancellata, però chi mangiano una volta, sa fanderessa sempre nuda uta, franne carota, tu sai che hai feta, si non ti filo lungo una volta, con curtoluccia mia a mano che cata, ti scosana, sali da fuori a rete, tu sai che hai feta. È passato il terremoto. E o mezza sigara mia, tu sto. Ha distrutto pure o mezza sigara. A me. Signore, non ci badate. Quello che mo se n'è andato, quello, è toccato con le chiocche. Ma chi aveva con voi? Niente, è un battuto, che mi ronzia per tornare in Spandechea. Ma non è il vostro amante? Mo abbusco, signore. L'amante mia ha da essere un malandrino vero, non un appazzaccato che ha sputazzo. Io mangiavo a casciare nel legno e 100 cantare, mi mettevo con un fiammifero. Io, a casciare nei grossi, perché i piccirilli Non sono cosa per voi. non mi fanno mosse, sciù! Signor, uomo me lo vuoi che avete fatto? E meno male che vi è venuta bene. Perché poteva venirmi peggio? E come? Ma vi pare mai possibile che una donna seria come Donna Annunziata si metteva con un pagliaccio simile? No. E no. Gli amanti di Donna Annunziata sono tutta gente di galera. Oh. Il primo innamorato lo chiamavano cane prese, perché si appiccicava senza arma. A morsa. Mamma mia! E mo sta carcerata perché rinda una appiccica si magnaia 3 orecchie, 2 nasi, 4 rete e un mus. E chi stai un cannibale? Mo le sta presso un certo Don Gennarino, nonna catena core, fegato e cervello. O Roma, porto nuovamente lo tabacco e deserino, pulito Roma. Signor pulito Roma. Sì, dammelo un momento, quando vede la notizia e te lo ridò. Sono venuta a Ingresa a Napoli. Sono venuta. Donna Annunziata, Che ti manca per te? ma volete fare moana tu poco a capo? Ma volevo pensiero. Vuoi senza ricamana, lisciatella coppa a coppa. Non hai comprato niente. Che cosa? Mi sono ricordata che oggi era sabato e ho giocato all'otto. Ti piglia un accidente. E quando mangi? Dopo l'estrazione. E se i numeri non escono, i resta io. Usciranno.
E invece di uno mangeremo 3 piatti. Ma voi vedete, so cose pazze. Hai già visto a Don Gennarino? Oh, vero? E a dove? O punto novic. Ma pregate per salutare. C'è trasut. Chi sarri l'uomo per voi? E chi lo sarà? Io cane hai preso. Sta ancora carcerato. E che so, ci dice che ha da scindarsi ora. E come va regolato? Il mozzica. Oh, metti ma musseruola. Signore, avete fatto col giornale? Un momento, e che numero di ugato? 1 e 2. 3 e 4, pozza morire subito. Ma come 1 e 2? 1 e 2, capite, non annunziamo? Moglie, ma se va a giocare 1 e 2. 1 e 2, 1 e 2, 1 e 2. E tu che hai fatto con l'acquaiolo? Ci avessi mai sposato. Ma io su aragna poco, io non mi busco niente. E se non faccio almeno i sordi polietto? Qualità, ti piace? È bello, è cocco dentro. Già, e poi ci viene a nell'ulare reterina. Signore, avete fatto? Ti ho pregato, un momento. Dato un momento. È tutta la mezza lira di ugato. Tutta. Creta. Parinda va, figlia ma pitto. E metteci un po' che si catura rinda. Donna Annunziata. Kill, l'acquaiuola. Mi volevi cercare un paio di centinaia di lire. Ah, e t'ha detto come me volevi scondare. Un bicchiere d'acqua mattina. Master Raffaele, Che è? una persona voleva essere prestata a me 200 lire. Chi è? Non si può dire, segreto professionale. E sapete come me volevi scondare? Come? Un bicchiere d'acqua a mattina. E chi è l'acquaiolo? Ma la rita. Ha un bicchiere d'acqua la mattina? Ne, prezzate vattene, va ricchiscianato. Il papà mi sconda i denari miei, ma già buffo stomaco d'acqua. Signore, voi avete fatto col giornale? Chi? E un'altra volta non me lo prendo più. Ma la c'era pure riesce a presa. E non s'accatta. Uanima la miseria, uanima la disperazione, uanima la faccia pesta. Che vuoi? Mia moglie si è giocata 1 e 2. E a me che mi prende? Entra lo spazzino, claudicante, baffuto, con la sua grossa granata. Va a lisciarsi i baffi nello specchio di Donna Annunziata. Ma chi è? Te posso nascere, che paura mi hai fatto mettere. Guardate un po' di qua e di là. Lei, quanta confidenza. Oh, che bel sogno. E non hai sa povera. La regina Giovanna. Marco, mi sto mai a scupare. Lascia sta, un daretta, sta tanto bella così. Si sono affamiliato con i sporcizi. Adagio! Uè, mi fai mangiare polvere! E a domani, mi hai cercato. Non me la già mettere in da sacca. E già scopo ogni 100 anni una volta. Fino se non do sempre fastidio a tutto quanto. La bellezza! Tu dici la bruttezza, avuto umana che la vito grossa. Signore, chi sto spazzino è da classe 74. Fosti soldato. Tengo 4 figli, sono disonorato, per la quale, finché si fanno piccole guerriglie, sto nella spazza territoriale. E bella posa a scopa. E non è peccato lasciare il grado mio di caporale per diventare un semplice soldato. Sciupavo una carriera naturale. Facevi il volontario. E la volontà, lasciare l'arte mia per la milizia. Io sono nato dentro all'immondizia e dentro all'immondizia c'era stato. E chi se l'amore? Assessore. Che assessore? L'epoca è triste, la famiglia è pesante. Ma voi avreste avuto il sussidio. E ov'è? 4 figli. Avete pure 4 figli. E dunque, vedete... I figli quando pigliava? 7 soldi. 7 per 4 50. E 98. 7 per 4, 28. Poniamo 28. Che poniamo? E mogliere, ma quando pigliava? Pastor Raffaele, quando pigliava moglie chista? I sacci fatti sui. La moglie pigliava 17 soldi. 28 e 17. 70. E 1 milione. 28 e 17, 45. 45 soldi, 5 persone. E chi le cacciarri nei vizi? Cancelliere! Chi cancelliere? Avrei trovato a casa la fabbrica degli stuzzicadenti. Ma bisognava guardare il fronte. Brigati! E delegati. Io per guardare il fronte sono rimasto qui. E se no che facevo? Mentre io pulivo il fronte esterno, mia moglie mi sporcava il fronte interno. Quanto è bello, reverendo! Reverendo! Donna Annunziata, avete accattato 4 ferrettini invisibili. Lei è invisibile. Tanto manca nessuno è vero. Vale tanto una bella pattanessa. Maestro, mi è sembrato una locomotiva. Datemi qualche cosa per dire sta pippa.
Raghe, Varinda, va, pigliano un po' che si cadu. Perché voi fumate si cadu? Amo, in oggi spagandata non sa come. Non me la fanno. Intanto scupa tutto, si è acconciato 4 vintano piatto. Già mo si caporale. Ecco un'altra grada che passa. Raga, cercano all'ammosina. E va pare. Che una cosa è buona c'è sta nella nostra classe. Che nessuno è meglio di un altro. Siamo tutti uguali. Perché scopiamo tutti quanti, cominciando dal più debole scopatore a finire ai più forti membri del consiglio municipale. Con la differenza però che noi siamo pieni di debiti e per questo abbiamo tenuto un comizio alla borsa del lavoro e ho parlato io poco prima per il miglioramento della classe. I cavettarci a sta bocca. Fratelli, la nostra classe peggioreggia giorno per giorno. Qui ci vuole un riparo che influenzisca e che alzi il carro dello spazzamento a più alti destini. Fratelli, ho detto, e la seduta è sciolta. Che bello discorso. Che oratore. Donna Nunzia, io me ne vado. Vieni qui a Ambresse, rimane. Pizzere, tira uno sguardo al tuo scopatoriello. Vattene. Pizzere, tira uno sguardo al tuo scorpioncello. Sotto zitto. Ma perché ti volessi mettere tu con me? Tu no, io no, io non mi sono voluto mettere con moglie, mi mettevo con te. Oi. Noi dobbiamo far giudicare a uno che se ne intende. Chi è più bello? E tutte e due. La verità? Aspetta, non so pronto. So! La verità, la verità. Aspetta, non so pronto. So! La verità, la verità. So! Faciti schifo tutte e due. Va buono, ma io non ero pronto. Beh, ma sto Raffaele, proprio farei come la pensa, la porzione mia la cedo a voi. Così facete schifo solo voi. E ti ringrazio. Padre, Figliuolo. mi fate accendere. Fammi sentire, scopato, come è a il discorso? Fu una sorpresa generale. Aspettate, la sorpresa è stata mia, badate che vi siete sbagliato. Sto parlando. Ma- È cattiva educazione. Ma t'ambarà pure l'educazione, guardate. Va bene, poi se ne parla. No, noi ne dobbiamo parlare adesso. Ma che è stato? È stato che lui, forse distratto, ha confuso, si è preso il mezzo sigaro mio e mi ha dato questo mozzicone. Oh, che sei bella! No, questo è brutto. Ma che è stato? È stato che forse distratto, non voglio dire che lo hai fatto apposta, hai scambiato il tuo mozzicone col mezzo sigaro mio. Così, davanti a voi. E se no davanti a chi? Ma ci vuole una bella sfacciataggine, sapete? È quello che dico anch'io. Gesù, e voi non dite niente. Ti sto parlando a mezz'ora, tu mi devi dare il mio mezzo sigaro. Ma che è stato? Tu non mi facci pazzo! Presidente, Non so presidente! vi sto pregando. Io tengo 4 figlie, sono disonorato, per la quale finché si fanno piccole guerriglie sto nella spazza territoriale. Ma senti, Ah, ma allora voi volete portarmi su di un terreno politico, ne volete fare una discussione parlamentare. Allora dovete capire che tra me e voi, caro signore, c'è un urto di vedute, un cozzo di vedute. Il bolscevismo che ci ha detto? Che la roba vostra è mia, e o mia sempre tu mio è. Dopodiché si può distruggere l'uomo, ma l'opinione resta. È per questo che in politica le opinioni si rispettano. Ora, dunque, ammesso che la vostra opinione è chi sto puzzone, e la mia opinione è questo mezzo sigaro, possiamo andare di accordo? No, ma non per questo ci dobbiamo ammazzare. Vuol dire che voi restate con la vostra opinione e io me ne vado con la mia opinione. di! Signor, ma siete terribili, sa? Ma lo capite o no che un uomo ha la sua opinione? Quello se n'è andato con la sua opinione. E sta portato mezzo sigaro mio. Io che sigaro disgraziato! È sparito. Perfetto. Che cerchi? Il lumezzone che hai dato, signore, con questa uniscatura e tabacco. Chissà dove sarà andata a finire. Tra che? Vamma a pigliare. Uffa! Masturate, guardatemelo un po' a bancarella. Io già tu, mezzo. Signor, se vi trattenete ancora una mezz'oretta, datemi un occhio al magazzino. Lo chiama magazzino. Ah, qui bisogna correre, altrimenti le notizie svaporizzano. Eh già, perché per farvi comprendere, le notizie sono fabbricate d'aria compresse. So tutto fumo e niente arrosto. Come per esempio se nella cronaca ci venisse il fatto che una ragazza se n'è fuggita con l'amante. Noi subito diamo la voce.
Lo sgravo di questa notte. Dovete comprendere che le nostre speranze stanno basate in coppa e guerra a gente. Non per cattiveria, ma per la sussistenza della classe. Il giornale è il nostro pane, perciò si chiama quotidiano. Ed è anche il nostro barometro. Tempo buono per l'altro, tempo malamente per noi. Ma voi vi basate allora sulle disgrazie del prossimo? Signore, e allora i mirici, e schiatta morta. Si può dire vicino alla gente non carita malata, non morite. E un terremoto a qua, una carestia là, una guerra sotto, un'alluvione a coppa, si creano quelle notizie sensazionali per le quali il giornale prima nasce già si vendono. E se no quando il giornale non dicono niente tu che vinci? Niente. Quando voi avete ben gridato che imbroglio al ministero, oppure a truffa e fornitura militare, hai dritte cose che sanno pure le creature latte. Ragione per la quale la notizia ognuno se la spiega e voi va susciate. Ma quando uscite col guaio positivo, con la disgrazia sensazionale, allora sì che cliente vi scippa il giornale a mano, come per soddisfare ad un proprio urgente bisogno. Vedete, io stavo abbastanza in freddo con le finanze, ma da quando cominciò a piovere il lapillo del Vesuvio cominciò a piovere la fortuna in casa mia. E bisogna dire che da allora in poi ho poche provvidenze non c'è mai mancato. Cominciando il terremoto di Messina, a fornire la guerra alla rivoluzione russa. Sto casone per esempio mi facette la guerra a Tripoli. Sa giacchetta con il terremoto Ravazzano. Col caporetto già mi sono fatto cappiello e non pare scarpe. E mo aspetta che finisce questo conflitto e che hanno avvelenato per me poter fare l'automobile. E soprattutto niente resa. Per me la resa è una cosa disonorevole, come sul campo di battaglia. O Roma, porto fatto l'aeroplano che si era nato in da nuvola. Guarda la palla. Volito Roma, Roma! Entra Gennarino, è il più fascinoso degli amanti di Donna Annunziata. Ha un abito vistoso a quadretti, un cappello chiaro sulle 23 e un grosso bastone sul braccio. Cammina dinoccolandosi, guarda nel basso dell'usuraia con insistenza, tenendo teneramente un garofono rosso tra le mani. Don Gennarino, comandate! La spingola. Uno spillo. Uno spillo! Ehi, voi! Una spazzola! Spillo e spazzola! Tengo vascia, una pupata, prima scarpa di alava, la sant'anna incannacata, che vai da guardare, come all'umma stare a fossa. C'è permesso? Don Gennarino. Senti dicerva una cosa, e ballaggia di. Io so Don Gennarino con vestiti stritta a quadriglie, qua scarpe verde prate, io capponcino per 23. State che mi fai male. Zitto, continua. Che faccio? A certa così va. Ica nessuna femmina mi resiste. Ma che piaciuta ne presa siente. Quando amore ci si mette, quando gli è tatta guarda, che sto cuore si sentette, una pugnuta, e che sarà? Nata fetta. Non sia mai, non mi voglio intossicare. Oggi l'uomo mi fa assai, chi mi fa fare? Passai Don Gennarino con vestiti stritta a quadriglie, qua mazza in coppo braccia tutta giaccusa e verde come che. Ti l'hai non schiaffanata, senza no perché. Pensai che stamma fa per me. Aspetta, Gammarì. Ah, ma avete pugnuto la spilla? A spilla e spartenza. Oggi trovato pure affezione. Signore, servite che la scoperto. Ma questo è per le scarpe! Per i panni! Per i panni! S'è spalata! S'è spalata! Mannaggia chi dannata, chi t'ha allattata e chi t'ha vattiata! E che guai che ci passato? Ah! Mo dispensa, qualche soldo, serve a breve, piano biscotti. Gennarino, fa milord, ma se sa fa papà. A controllo, oro vasce,
Mentre io sto a guardare. Oscia nimma partiva a passeggiare. E a fianco a Gennarina che porta posto per l'acqua brillare, ma pare una regina. La gente guarda essa e guarda me. Se non sia mai qualcuno mantuppassa. Ok, Iennaro, sanguai arria per te, scassa sta faccia pure sola. E a così è bella. Quando l'uomo ti saprà ogni specie di soddisfazione. Esce, che quando stai sotto braccia mia è come se stessi sotto braccia da reggia nave Dante Alighiere. Ma sto Raffaele, ratami un occhio vascio, io mo torno. Questo chi è? Questo è quel tale Don Gennarino. Credevo che fosse un cane preso. No, quello là sta ancora carcerato. E quando uscirà sentirete le botte. E già, perché trovando il posto suo occupato, non se ne starà a bocca asciutta. Si mangia tutti e due. Raffaele, eccoti le lenti. Ma che? Io mi credevo che era morto. Non ne trovavo. Tu stai sempre qua. Per sfortuna mia. Allora domani ti manderò questa scarpa. Ci darai 2 punti. E volete aspettare fino a dimani. Ma va cosa a bressa, la vado a vedere. Ma non è decenza. Ficcato un vero sotto il tavolino. Che è capito 30 lire me la darò. Cameriere! Comandi. Quant'è? Tutto? Tutto. 10 centesimi. È aumentato. Signor, io ho detto 10 centesimi, no 10 lire. Ecco 2 soldi. E il resto? È per te. Questo è il tema di Ferdinando, detto cane presa. È una figura Triste e sinistra, porta i segni di una lunga amarezza e una lunga sofferenza fisica. Dà un'occhiata al basso dimenziato, poi siede al tavolino del Signore con aria trasognata. Comandate. Un bicchiere d'acqua. No, io mi arricchisco a sto caffè. Esco dalla galera. Ah sì? Io l'avrei pensato. Dopo 5 anni non ti può toccare in questo stesso vicolo. E che sarei tornato allo stesso caffè e mi assettavo lo stesso tavolino. Chi l'avrei creduto? Pure ero i sordi tanto tempo fa. No, questi sono moderni. Solo Donna Annunziata ormai non è più la stessa. Oh, sa, è tutta un'altra cosa. Solo essa si è cagnata. Carcere e malattie non c'è che fa, si conoscono amici. E io oggi conosciuto. E io sono tornato a libertà. E mo faremo i conti. Io vado dal custiere pastrazione. Sì, fai buono. Va. Dini i soldi a noi e metto. Maestro. Che piacere. Don Ferdinando Bello, che vuoi che si t'asciutero carcere? Così, per poche ore. Perché? Forse pensate che ci tornò? Proprio in giornata stessa. S'ha fatta abbonamento. Nunziata sta rinta. Non ci sta. Si sapeva. È logico. È asciutta in un momento. È asciutta sola. No, la verità. Attenzione alla scarpa. È asciutta in compagnia. Sì, sì signore. La scarpa. E caccia fa. In compagnia. La scarpa. E beh, la pippia mia. Maestra, innamorate che la va. Chi è? Su, sbottonate. Ma io... Soltanto i dati, non mi compromettete. È vero, ma... Mi date dei rettangoli. Mi do dei quadrati. Poi me lo trovo io. Addosavo. Io so che è un individuo che sta sempre assettato innanzi al caffè rimbetto. Quello là? Sì. Chissà perché guarda.
Un signore avvasato. Sì. Baffa, non te. No. Chissà. Porta il bastone. Grazie. Ma che vuoi? A lei, alzati. Non posso. Ti sto pregando. Susiti. Sto scalzo. E allora vengo io da lei. Lei, sapete io chi sono? Non ho questa fortuna. Io passato un guaio. Io sono Ferdinando cane preso. Oh, Madonna, quello che morte. E che volete da me? Che voglio? Faccia mangiare un naso. Ma vedete? Non vedo. Ma sentite. Non sento. Faccia mangiare una vecchia. Ma che l'ha fatto? Ecco l'acqua che mi avete ordinato. Acqua eserza! Acqua eserza! Donna Annunziata, io vi saluto. Poi, tu sei asciutto. Sì, perché mi prureva niente. È grattadilla che assegna. Femmine niente. Abbado come parla. A chi sta? Era meglio di me. Ma perché lo avete insultato? Chi l'ha fatta niente? Ma tu sei asciutto pazzo. Dammi la scarpa, fammela andare. E se non ha cosa? E beh, tu eri la femmina che voleva l'uomo positivo. O vi che non reagisci. Ma che l'ho già fatto? Poi cane preto senza cabbaia. Tu a me non mi fai mettere a paura. Che mi hai pigliato perché lui è disgraziato. Che sta? Gennari, Ferdinando cane preso. Uè, Ferdinando Canepre, un innamorato di sta femmina son io. E tu sei una carogna e non vai niente. E beh, e non tengo rivolto. E va tu piglia. Ha già passato guai. E lo passa. No! Non ne vale la pena. Per te è passato. Hai pigliato l'amba! Oi! Una e due! Ferdinando afferra il biglietto dalle mani del ciabattino E lo strappa fra i denti. Raffaele cade svenuto tra le braccia dei presenti. Il signore riprende la sua scarpa, la infila e fugge a precipizio. Fine della commedia. Abbiamo trasmesso registrazione di una prova della commedia in un atto Ovico. Versi, prosa e musica di Raffaele Viviani. Hanno partecipato Giulio Adinolfi, Giuseppe Anatrelli, Enzo Cannavale, Gennaro di Napoli, Gabriele Gabrani, Rino Gioielli, Antonio Laraina, Rosalia Maggio, Lino Mattera, Marina Pagano, Piero Sammataro, Lino Troisi, Elisa Valentino. Elaborazione musicale a cura di Roberto De Simone. Regia di Achille Millo.